Mosè al tornati a palla per aule e dice: e se loro non mi credint e non vogliono ascoltare la mia voce e mi dicono: non è vero che il Signore ti ha comparito, dice il Signore: c'è tutta mano. Un bastone, risponde Mosè, e il Signore butti lo partiere. Mosè lo butta a partiere e il bastone si tramudà in un madrac e Mosè al fuì denanti di lui. Dice il Signore a Mosè: slunghi la mano e brinchi lo pacode. A slunghi la mano, lo gaffà e ta sua mano al tornare a diventare un bastone. Così accorderà anche il Signore, il Dio dei loro vons, il Dio di Abramo, il Dio di Isaac, il Dio di Jacob, a chi ha comparito. Il Signore al giuntà: met la mano al petto. Al mette la mano al petto, poi le torna a tirare fuori e ve che aveva la mano blanca come la neve con la levre. Dice il Signore: torna a metti la mano al petto. Al tornare a metti la mano al petto, la torna a tirare fuori e ve a ritornare compagne di tutto il corpo. Così, se non ti credint e non si convincint col primo spieli, accorderanno per via dal secondo spieli. E se non credint anche a quei due spieli e non vogliono ascoltare la tua voce, tu chiolerai sul clip di aghe dal flum e tu la strucchierai a partiere e l'aghe che tu verrai uride dal flum, tocchiando la terra su te, si tramuderà in sangue. Mosè ha dice al Signore: non stai a pace, Signore, non sei buon di favelà né di ir né di ir l'altri, né di quanto che tu faveli salto famei. Di fatto, io ho un impedimento di bocce e di lenghe. Dice il Signore: cui hai al dare la bocce all'uomo, cui fagi al mut e il sort, che il cagliot e che il calevuar. Non sei io, il Signore. Va allora, io sarai con la tua bocce e ti insegnerai io ciò che tu hai di dire. Dice l'indaur Mosè: non stai arrabbiati, Signore, manda ti prego qui che tu usi. Allora al Signore è venuto sulla rabbia contro di Mosè e dice: non è al tuo fradi Aaron il Levit, e sai che lui ha le babbie per conde lenghe, e velu che ti viene incontri, quando che ti iodarà, al sarà tanto contento che mai. Tu i favelaras e tu i metteras la sto speraula sta so bocche. Io i sarai con la tua bocche e con la so, e us dicerai io ciò che vedi di fare. Al favelerà lui in pendite al popolo. Lui alzerà la tua bocche e tu sarai per lui tanto un Dio. Rivuarti al bastone, chiappi lui in mano. Tu facerai si spiei mediante di lui. Mosè scende l'arte e alle torna dietro suo miser. E dice: lasciami là, che torni dai miei fradis, che sono io in Egitto, periodi se sono intimo vis. E risponde dietro: vai in pace. Il Signore dice a Mosè in Madian: va, torna io in Egitto, perché sono morti che ci arrivano di fatti fuori. Mosè altiolè la sua femmina e suo figlio. Io face montare su un muscio e le torna tutte tiere da Egitto. Mosè altiappa in mano il bastone di Dio. Il Signore dice a Mosè: intanto che tu torni in Egitto, pensa e spieghi che ti hai messo tutte queste mans. Tu facerai in faccia dal faraone, ma io gli ho dato il soccorso e non lascerà gran partire il popolo. Allora tu dicerai al faraone: il Signore al dice questo: il mio primo figlio è Israele. Io ti avevo detto: lascia là mio figlio perché mi faccia un sacrificio. Ma stando che tu non ti hai voluto sapere di lasciarlo là, po' ben, io ti facerai morire il tuo primo figlio. Il Signore è venuto incontri per viaggio, la che si era fermata pagnotto, e alla cerita di farlo morire. Allora il Gippore ha chiappato un clap spicciato e ha tagliato la pelle di natura a suo figlio. Ha toccato i pisci e dice: tu sei per me un nuvice di sangue. E si slontana di lui. I avevi detto nuvice di sangue per via di circoncisione. Il Signore dice a Aaron: va incontri a Mosè da bande dal deserto. Al partì lui incontrà sulla mano di Dio e lui a chiappà a braccia quel. Mosè gli contà a Aaron duce che aveva detto il Signore, che lui aveva mandato e tutti i spiei che aveva ordinato di fare. Mosè al partì con Aaron
e acclamare in donne tutti gli anziani di Israele. Aaron, al tornare a dire, dice che il Signore aveva detto a Mosè e al fare spiede dal popolo. Il popolo al crodè e ha sentito una grande onde per via che il Signore aveva venuto a chiattare gli israeliti e aveva aiutato tutte le loro streme. Si buttarono in genocloni e con la musica partiere.